Assessore alla sanità, approfitto per un consiglio anche medico, lei è anche un noto cardiologo agrigentino. L'Omicron a quanto pare sta avvocando il vaccino, i dati Covid stanno aumentando in tutta Europa, in Israele addirittura si parla di quarta dose. Ecco, qual è la situazione sotto il suo punto di vista di assessore alla sanità ad Agrigento e anche di medico? Il mio parere è che una variante non la puoi mai isolare, perché quando già c'è un caso alla fine la variante buca le barriere e diventa predominante, così come è successa con le altre varianti. I dati che finora ci sono sicuramente dei dati, l'Omicron ha un alto grado di diffusione ma non è così patologica come altre varianti. È normale che l'unica arma che rimane è i vaccini. Noi possiamo parlare qui per un anno di fila, ma non abbiamo alternativa, e i vaccini che dovrebbero essere sicuramente indirizzati ai paesi sottosviluppati, dove poi magari nascono queste varianti, quindi più gente avremo vaccinata, meno il virus circolerà. Quando dicono sì, ma il vaccinato può contagiare, può infettarsi, sì, il vaccinato può infettarsi, ma il vaccinato nella stragrande parte dei casi non finisce in ospedale, ha sintomi lievi, e quindi questo è la chiave, lo snodo è questa, e soprattutto considerato che ormai questa variante è dominante, sicuramente io personalmente eviterei cene e veglioni, o quantomeno chi organizza cene e veglioni inviterei, e sarebbe veramente un qualcosa di sicuramente importante, di fare un tampone 24 ore prima a chi poi va a partecipare al veglione, perché purtroppo siamo in piena quarta ondata. Assessore, ecco un breve bilancio di questo anno che ha visto anche il suo assessorato insieme alle istituzioni, all'ASP, all'ospedale, insomma a tutte le strutture sanitarie essere presenti sulla diciamo, contagio e monitorare ciò che è stato anche la vaccinazione. Insomma è stato un anno impegnativo, giusto per tracciare un po' un consuntivo? È stato un anno impegnativo, però Agrigento è una città virtuosa perché è una delle prime province della Sicilia per numero di vaccinati. È stato un anno impegnativo in cui si è vista la realizzazione di un reparto Covid dedicato all'ospedale di Ribera. È ovvio che è impegnativo perché c'è sempre carenza di personale, di medici, di host, di infermieri. Però credo che il direttore generale e tutta la struttura dell'ASP ogni giorno siano lì impegnati come tutti noi per fronteggiare questa emergenza. Purtroppo, notizia di pochi giorni fa, che è stato riaperto il reparto Covid ad Agrigento, ma questo ahimè dipende dall'aumento esponenziale dei contagi. Però con il sacrificio di noi medici, e parlo io in prima linea perché il sacrificio è enorme, e con la buona volontà dei cittadini io sono fiducioso.